Terza corsa, una condizionata sul miglio, lo schieramento 1 Zea, 2 Zaria Jam, 3 Fantastic Amour, 4 Zar Parlante, 5 Vortice Leo, 6 Zito Mov. Parte piano Vortice Leo come d'abitudine, sbaglia invece Zito Mov, sbaglia anche Zar Parlante e al comando Numero 4, sfida Zar in Parlante, breve squalificato. Fantastic Amour nei confronti di Zea, poi Zaria Jam, Vortice Leo per corsie esterne, rimesso invece Zito Mov, 200 iniziali in 14,9 per Fantastic Amour. All'esterno Vortice Leo raggiunge in seconda posizione Zea. E intanto i 400 iniziali scorrono in 32 con leader Fantastic Amour. Vortice Leo si avvicina gradualmente, alla corda c'è sempre Zea, poi Zaria Jam, mentre sbaglia nuovamente Zito Mov. 600 se ne vanno intanto Numero in 45 e 6, mezzo Zito Mov, con leader squalificato. Fantastic Amour che precede la pariglia formata da Zea e Vortice Leo. Più indietro Zaria Jam, se ne va la metà corsa con 1 minuto e 3 decimi per Fantastic Amour che tiene ritmo comunque sostenuto per tenere a distanza Vortice Leo. Alla corda Zea, Vortice Leo fatica ad impegnarsi e ha un'incertezza all'altezza del chilometro in 1:15,3. Del resto si marcia piuttosto svelti. Ora muove dalla seconda posizione Zea. Zea va su Fantastic Amour che sembra ora in difficoltà. Nettamente in riserva Fantastic Amour mentre Zea è passato in vantaggio e Vortice Leo si impegna nuovamente per recuperare. Metà della curva conclusiva con Zea in vantaggio, Vortice Leo al suo esterno, più indietro Fantastic Amour seguito da Zaria Jam, retta d'arrivo, Zea si presenta in vantaggio, Vortice Leo prova ancora l'ultimo affondo, ultimi 80 metri di gara con Vortice Leo che infine fa valere la sua maggior prestanza e viene a vincere meritatamente nei confronti di Zea, terzo posto per Fantastic Amour, 1:16,1. 31,5 a chiudere, ma tutto il percorso esterno per Vortice Leo che conferma l'ottimo momento, vince dopo intero percorso scoperto, la quota di 1,71 al totalizzatore e 1,40 a quota fissa. Vortice Leo Marco Stefani per il training di Sandro Miraglia.